e insomma di due parole in questa serata. Salutaci. Buonasera a tutti. Volevo innanzitutto salutare i bambini e gli animatori del Don Bosco e ringraziare ancora una volta Ascolta l'Africa. Ascolta l'Africa mette in campo tante iniziative, questa è una, ma durante tutto l'anno Ascolta l'Africa lavora e lavora per gli altri, lavora per persone lontane che soffrono e che hanno bisogno del nostro aiuto. È vero, ci sono tante persone che anche nella nostra città, nel nostro territorio, hanno bisogno di aiuto e devo dire che la nostra città da questo punto di vista è molto sensibile. Ci sono tantissime associazioni di volontariato che si dedicano quotidianamente a aiutare, sostenere le persone che sono in difficoltà e credo che questa sia una vera ricchezza per la nostra città e per il nostro territorio. E davvero la parola solidarietà, quando si incontrano i ragazzi di Ascolta l'Africa, non è una parola vuota, è una parola piena di contenuti, soprattutto piena di concretezza, perché non si può parlare soltanto di solidarietà, ci vogliono delle azioni concrete. Ed è per questo che voglio ringraziare tutti i volontari di Ascolta l'Africa, tutti i volontari di tutte le altre associazioni della nostra città, appunto, che si dedicano a aiutare gli altri e a educare i nostri bambini, i nostri ragazzi. Anche questo è un lavoro estremamente importante. Quindi grazie per il lavoro che fate e grazie a voi. Grazie, volevamo così, vieni Camilla, darti un piccolo presente che arriva proprio da Murai, fatto dai giovani Murai, visto che parliamo dei giovani, e credo che questo sarà il primo di una lunga serie che ti arriverà. E questo lo appenderò nel mio ufficio. Benissimo, grazie ancora. Un applauso, grazie. Un applauso grande perché se lo meritano tutti. No, devi tenerlo tu per parlare. No, devi tenere il microfono, chi parla, perché dunque non si sente. Parla lei, che è più giovane. Buonasera a tutti. Meno male, non si vede. Allora, lei è sua Vittoria. 43 anni di Burundi. 43? 43. Non ero ancora nato quando sei stato. Ecco, e adesso quanti? Io 42. Niente. Siamo venute per compiere un dovere. Non aspettatevi grandi discorsi perché sono anche un po' timida e come vedete qui sopra sì qui sopra, perché vedermi un pubblico così mi emoziona. Sarò breve. Ho finito. Carissimi ragazzi di Ascolta l'Africa e amici tutti di Novi, siamo qui a compiere un dovere, portarvi l'affetto e la stima degli abitanti di Murai, dei suoi preti e delle sue suore. Siamo con la solidarietà degli uomini e chiediamo per voi la benedizione del Signore. Un grazie grande al reverendo parroco Don Livio e a tutti voi un grazie di cuore. Grazie. Mi fa un po' strano vedervi qui perché tutti gli anni andiamo noi a Murai e loro ci accolgono con grande festa, adesso mi fa un po' strano ma siamo contenti. Grazie a tutti. Per una revisione, dice che sono venute per una revisione, dovete sapere che loro ogni 3 anni devono venire su e fare il tagliando, così lo chiamano, il controllo per vedere, insomma, fare tutti i controlli medici eccetera e si fermano qui 6 mesi, vero? Dopodiché ripartono e ritornano nella loro Murai perché ci sono tanti giovani, adesso lì alle spalle, non so se riuscite a vedere un po', tanti giovani che l'aspettano. Pensate che tutti i giorni loro hanno a che fare con circa 800 ragazzi che vanno e vengono dalle colline vicine, quindi un grossissimo lavoro.
Senti, ma Suor Monica, dici qualche cosa anche tu, perché allora Suor Vittoria ci ha detto che è da 43 anni che è giù, tu? Il Signore chiama a tutte le età, lei ha chiamato giovane, mi ha fatto come Abramo, mi ha chiamato quando ero vecchia, per cui solo 10 anni che sono là, per fargli compagnia a lei perché sentiva la nostalgia dell'Italia. No, scherzo. Comunque per dirvi che quello che fa Ascolta l'Africa davvero arriva a Murai, perché sapete con tutte le storie che ci sono in giro alcune cose non arrivano mai, mentre Ascolta l'Africa veramente, poi vengono loro, per cui li vediamo che cosa fanno e lavorano, quando vengono a Murai lavorano, vi assicuro. Non so se vi fanno vedere le fotografie di quando vengono, ma non li riconoscete più. Dico grazie a tutti, anch'io, perché veramente aiutiamo migliaia di persone, lei soprattutto a tanti giovani, tanti ragazzi, tante donne, tante persone che hanno vissuto anche la guerra, per cui ha aiutato migliaia di persone, stiamo ancora aiutando come possiamo e dove arriviamo. Senti, ti avevo detto che non ti facevo domande, ma una te la faccio, dai, permettimelo. 43 anni. Dopo 43 anni passati là, che cosa ti tiene ancora lì? L'amore dei fratelli Barundi. Ecco. Aspetta, non andate via. Aspetta che adesso ci dovete dare una mano, oltre che parlare vi facciamo anche lavorare, per le suore è sempre così. Non lavoriamo mica solo noi là. Allora, c'è ancora un momento un po' particolare, per chi ci conosce sa che noi tutti gli anni così identifichiamo una persona che in particolar modo si è distinta e quindi lo ringraziamo con un'Africa d'oro ed una pergamena. Quest'anno avevamo pensato ad una persona che purtroppo ci ha chiamato mezz'ora fa dicendo che è ammalata e quindi non è qui, ma vi dico chi è e vi leggo la motivazione. Sto parlando di Lorenzo Robbiano, che è stato sindaco fino all'anno scorso e che diciamo è venuto con noi nel 2010, le Suor Monica e Suor Vittoria lo ricordano, ha vissuto anche lui un'esperienza in Africa e da sempre ci aiuta e ci continua ad aiutare, quindi avevamo pensato a lui con una motivazione che dice così, sentite bene anche voi, per riagganciare un discorso che non si è mai interrotto, perché la riconoscenza ha bisogno di segni affinché serva di esempio e di incoraggiamento, perché ci sei e l'Africa può contare su di te, perché Murai ha ancora bisogno di te, perché ha senso continuare a sognare. Allora questa è la motivazione. Siccome Lorenzo Robbiano non c'è, chiederei a Rocchino Muliere, il nostro sindaco, se può riceverla lui e poi gliela passerà e la riceverà dalle suore. C'è ancora? Sì, grazie, grazie. Allora, con questo segno Rocchino, il nostro sindaco, ringrazierà Renzo per tutto quello che ha fatto a nome di Murai e in rappresentanza sono le suore, ok? Grazie. Grazie, grazie mille. Possono andare? Ah sì, allora adesso possiamo, ringraziamo tantissimo le nostre sorelle che però ci vogliono salutare. Come si fa a Murai? Murakose Ciane, Kumugoroba Muiza e Tuzo Bonaneggio. Io ho capito solo, grazie tante, poi basta. Puoi tradurre? Murakose Ciane? Grazie, buona serata e arrivederci a domani. Grazie ancora. Grazie. Perfetto. È un gruppo di 17 ragazzi di età compresa tra i 12 e i 20 anni, nato lo scorso settembre, quindi insomma, freschi. La loro passione è sperimentare suoni e ritmi usando non i soliti strumenti, ma degli strumenti, vedrete, un po' insoliti. Stasera eseguiranno 2 brani cantati, uno dei quali tratto dalla tradizione africana, quindi proprio ci fanno questo omaggio. Il titolo magari, se volete, lo direte voi. Sciosciolozza, giusto? Più o meno? Sciosciolozza, sì, ci sta.
e più un altro brano eseguito con la tecnica del body percussion. Bene, allora possiamo chiamare i DAB. No, guarda, c'è uno sketch. Ehi, lo sai che nel mondo si parlano circa 7.000 lingue? Ah, no? Neanch'io. Allora, rosso a Londra, 3 lettere. Tu lo sai? No. Ah, neanch'io. Lo sai che esiste un albero dalle foglie blu? Ah, no. Neanch'io. Negazione, 2 lettere. La sai? No. Neanch'io. Sai chi è l'inventore della casa salesiana? O meglio il fondatore? Ah, no? Neanch'io. Non sapevo. Finestrino rotondo della cabina della nave, 4 lettere. Lo sai? No. Neanch'io. Senti questa. Lo sai che l'Università di Village, non l'ho mai sentita sinceramente, ha condotto uno studio sulle parole più usate dall'umanità. Cioè, che sono no e neanch'io. Tu lo sapevi? Ah, no? Neanch'io. Come va la vita, Bene. Prima andava un po' meglio. Come va? Sì. Sono bastoni, sì. Ciao. Prima stavo meglio, ecco. Potete anche andare via. Forse è meglio se... Ci diamo noi. Sì, Ciao, guarda. Ciao. Aspettate, dove sono i DAB? Scusate, qualcuno sa quanto fa la Juve? No.
queen is not my lover. She's just a girl who plays that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one. But the kid is not my son. I got my
Bene, Marco, un grosso applauso. Buonasera. Buonasera, buonasera. Io entro col tavolo. Buonasera. Ho detto vengo perché c'ho il tavolo io, quindi. Esatto. Eccoci qua. Buonasera a tutti. Pubblico. Buonasera. Buonasera. Come va? Così, belli convinti, belli carichi. Belli cari, hai visto che pubblico, che piazza Che poi. belli, anche tutti i bimbi con davanti. Sembra di presentare il Festival Bar. Sì. Sì, Verona, l'arena di Verona. Già. Facciamo una prova a vedere se siete come il pubblico del Festival Bar. Proviamo a vedere, dai, adesso ho finito il cantante Ale Bellotto. Esatto. Applauso! Dai, Ciao Verona! mentre ha finito Michael che è più bravo, applauso! Hai visto. Bene, io sposterei già i microfoni che ce li abbiamo qua davanti. Dove li mettiamo? Mettiamoli a lato. Ok, perfetto. Allora adesso ci sarà uno spettacolo che presentiamo noi, molto... Sì. Serata molto simile alla notte degli Oscar, perché non so se lo sapete, ma anche la notte degli Oscar è stata presentata da un mago, quindi... Oggi ne abbiamo addirittura due. Due maghi qui a Novelino. Come sta andando la Juve? Pareggia. Pareggia. Va bene. Allora, nel caso voi urlate così sembra che siamo ancora più bravi noi, visto? Esatto, grazie. Ah, dai. Perfetto. Bene, noi volevamo inizialmente scaldarvi un attimo prima di dare il via a tutto lo spettacolo. Serata, esatto. Però noi vi facciamo fare il riscaldamento che di solito fanno i maghi dietro le quinte quando si preparano. È vero, perché il cantante prova la voce, esatto. L'attore magari è dietro che prova tutte le sue battute che si deve memorizzare. Esatto. Anche i maghi fanno il loro riscaldamento, che loro possono fare anche dal posto. Potete fare tutti e magari chissà vi scoprite maghi questa sera e quindi inizierete la vostra carriera. Esatto. Dai, facciamo tutti insieme dal posto un semplice movimento che è, a vostro piacere, la mano, dito indice. Vai, tutti quanti dal posto, è solo un riscaldamento per vedere quanto siete maghi anche voi. Provate tutti. Ok? Indice, dall'altra mano il pollice. Perfetto, va che belli. Adesso bisogna fare al 3. Ale, dai conta, bisogna fare questo semplice movimento. Vai. 1, 2, 3. Hop, di colpo. Esce. Più o meno. Poi si va avanti così, Più o meno, sì. Ah, si può fare anche così veloce? Certo, si va avanti così. Molto bene. Facciamone fare uno serio. Dai, tutti dal posto, tutte le mani avanti in questo modo, coi pollici verso l'alto. Tutti, fatelo anche di lì, voglio vedere che lo fate tutti perché... Bravi. 1, 2, 3, bisogna fare questo semplice movimento. 1, 2, 3. Perfetto, ma che bello. Ma che bravi sono. 1, 2, 3. Stringete le dita così. 1, 2, 3. Ok? Oh, qualcuno non lo fa, però vabbè, fa niente. Ecco, però i pollici, le signore, vedo belli giù, belli giù i pollici. Adesso bisogna fare questo semplice movimento. 1, 2, 3. Ecco. Quanti ce l'hanno fatta? Fa niente, dai, qualcuno. Vedi, qualcuno. Questo era un piccolo riscaldamento dei maghi. Certo. Tu ne fai degli altri? Uno piccolissimo? No, tu vuoi farne uno? No, dai, va bene. Allora dai, iniziamo. Bene. Era l'anno scorso, l'avete vista su Rai 1 qualcuno? Pensa che i candidati all'inizio erano 6.000. I finalisti erano solamente 18 e loro erano tra questi. Loro sono due ragazze. Cosa ci facciamo qua io e te? Non lo so, infatti adesso andiamo via subito. Due ragazze, una suona il violino, l'altra canta. Quindi al violino Natalia Carpenco, alla voce Francesca Parrotta, loro insieme formano le Unio! Buonasera a tutti. Carina, diventi tutti i giorni più carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo è più graziosa, perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non ha il coraggio di mentire. Diventi tutti i giorni più carina,
in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo è più graziosa, perché la sua boccuccia è deliziosa, se come un bacio non ha il coraggio di mentire. Carina, perché carina, carina, carina sei tu, simpatica, dolce ogni giorno di più, e col tuo candore, carina, tu sei fatta per amare. Carina, diventi tutti i giorni più carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, carina, allegra e simpatica, carina, ma con un broncio sempre ancora più bella, tu sei la stella che manca in cielo. Perché carina, carina, carina sei tu, simpatica, dolce ogni giorno di più, e col tuo candore, carina, tu sei fatta per amare. Carina. Grazie, speciale, speciale, chi vuole può anche ballare, far finta che come noi. Ah, ho un sassolino nella scarpa. Ho un sassolino nella scarpa, che mi fa tanto tanto male. Batto piede su, batto piede giù, giro, mi giro, sembro perse, e conto le stelle una ad una, e cerco di sorridere alla luna. Provo a fischiettare, provo a cantare, ma quel sassolino mi fa sempre male. Ho un sassolino nella scarpa, e che mi fa tanto tanto male. Batto piede su, batto piede giù, giro, mi rigiro, sembro perse. Sassolino nella scarpa, che mi fa tanto tanto male. Batto piede su, batto piede giù, giro, mi rigiro, sembro persa, e conto le stelle una ad una, e cerco di sorridere alla luna. Provo a fischiettare, provo a cantare, ma quel sassolino mi fa sempre male. Un sassolino nella scarpa, che mi fa tanto tanto male. Batto piede su, batto piede giù, giro, mi rigiro, giro, mi rigiro, giro, mi rigiro, sempre pensa più. Grazie. Passeggiare, cosa facciamo? Noi lo seguiamo.
tutto, ti guarderà, ti parlerà. A dopo, ciao a tutti, ciao! I won't ease your strain. I seek you out, flay you alive. One more and you won't survive. And I'm not scared of your stolen power. See right through you anyhow. I seek you out, flay you alive. One more and you won't survive. And I'm not scared of your stolen power. See right through you anyhow.
so. Ci rimettiamo i microfoni un attimo di questi tempi tecnici. E voilà. E voilà. Avevo sbagliato re. Voilà. Eccoci qua, perfetto. Siamo ritornati qui alla presentazione. Sì. Dai, sta andando bene la serata, no? Ci stiamo divertendo. Bene, hanno cantato le unghie, così, abbiamo con questo entusiasmo sempre. Carichi così, come direbbe Bin Laden. Sì. Bene, andiamo avanti. Bella questa, nuova, soprattutto nuova. Bene, però siamo stati presentati con i nostri nomi, Ale Bellotto e Michael Timaco. Non vi hanno detto che noi in realtà siamo un trio? Esatto, in realtà addirittura meglio ancora siamo un 2 e mezzo. È il nome del trio, che sarebbe formato da me, che sono Ale Bellotto, Michael Timaco, e poi dal grandissimo... Porca miseria, aspetta. Tira fuori. T'avevo detto di ricordarti, io stavo facendo il tavolino. Dimenticato. Oh, adesso si sarà arrabbiatissimo. No, tiro fuori. Ah, mannaggia. Ti sei dimenticato a testa, amore. No, va che è colpa tua, io ho detto porto il tavolo. Buttalo fuori. Vai. Porto il tavolo, io. Adesso va come arrabbiato. Hai fatto arrabbiare tantissimo. È stato lui. Tino. Guarda che sta picca quello biondo. Lui è il nostro... Colpa sua, è sempre colpa sua. Sta arrabbiato. Non sputare. È arrabbiato. Guarda che va che ti saluta, ciao. Saluta. Signore e signori, Tino, il nostro assistente. Tino, non è colpa mia, io ho portato il tavolo, ho portato la cassa, lui doveva portare te e t'ha chiuso dentro. Ci siamo dimenticati. Si fa. Non si fa, ci siamo dimenticati, non succederà più. No, non ti preoccupare, dai. Ma lui era così prima di entrare nella valigia, no? Sì. Tino, ma che bella vocina che ti è venuta, va che ti salutano anche io. Gente ti saluta, e in fan anche a Novi League. Prima. Lui no. Ti stava salutando. Prima, Tino, ci sono state le uniche che hanno cantato, no? Loro si sono divertiti, c'era gente che ballava là in fondo, ho visto. Vuoi cantare una canzone anche tu? Ah, perché lui, oltre ad essere un ottimo assistente, è anche un ottimo cantante. Per esempio. È un po' arrabbiato, però mi sa che... ci fai con qualcosina di tuo? Beh. Bravo però, Bravo, ma che bravo il nostro assistente, è bravissimo. Ma non era così prima, cosa è dato? Allora, Tino, stai tranquillo. Adesso tu sai cosa facciamo io e te? Che io dico, ci conosciamo un attimo perché Ale vuole fare una cosa. Esatto. No, ma tu adesso vai a disarrabbiarti, dai, vieni qua con me. Devo dire una cosa seria, per favore, se mi lasciate. Vai, Tino. Va bene veloce però. Sì, è Red Bull, qua. No, io li ho fatti andare via un attimo. Perché vi voglio parlare, voglio dire una cosa seria. Noi siamo dei maghi, nei nostri spettacoli lo vogliamo dire sempre, in particolare io ci tengo, ma anche loro allo stesso modo. L'importante è che quando voi vedete lo spettacolo di un mago, non andate a casa pensando che un mago sul palco esegue solamente semplici e meri trucchi. Perché l'arte magica non è questa, non è fare dei trucchi, ma dietro ci stanno ore e ore di prove, anche ore e ore di studio. Anche perché quest'arte, l'arte magica, ha una storia veramente immensa. A proposito di storia, io vorrei cogliere questa occasione in questa bellissima piazza per raccontarvi la storia della famosissima illusione della donna zigzag. Però dovete immaginare un po', fate questo sforzo, immaginatevi un palco vuoto. A un certo punto entra il mago, fa qualche passo verso il centro del palco e poi saluta il pubblico con tutta la sua classe ed eleganza. Successivamente entra alla cassa, lentamente, fino al centro del palco. Ecco, adesso il mago la guarda, gli gira intorno e poi, con un attimo di suspense, la mostra al pubblico con dei gesti. Davanti, dietro, a destra e a sinistra. E poi di nuovo davanti, dietro, a destra e a sinistra. E poi ancora davanti, dietro, a destra e a sinistra. Ecco, ora
entra in scena la vera protagonista del numero. Immaginate che dalla parte destra del palco entra in scena una bellissima donna. Non è importante se bionda o maora, ma l'importante è che abbia una bellezza disarmante. Ecco. State immaginando? Cammina sicura, fiera di sé. Sembra non le importi niente del fatto che da lì a qualche istante il suo corpo sarà diviso in 3 parti. Ora il mago, dopo aver eseguito 2 o 3 movimenti perfettamente studiati durante le prove, guarda negli occhi la donna e la invita a entrare nella cassa. Si nota subito che la cassa è stata studiata e progettata secondo le dimensioni e la silhouette di quella donna. E infatti lei, con infinita grazia, ci entra dentro. Ora il mago chiude tutto. Da questo preciso istante in poi, quella donna, anche se è sorridente, non ha più via di scampo. A questo punto, immaginate sempre una lama. Anzi no, non una lama, 2 lame, facciamo 2 lame, vere, solide, taglienti. Per far vedere al pubblico che sono reali, il mago prende la lama 1 nella mano destra, la lama 2 nella mano sinistra e poi sbatte la lama 1 contro la lama 2. Poi mantenendo la lama 1 nella mano destra, la lama 2 nella mano sinistra, sbatte questa volta la lama 2 contro la lama 1. Ecco, ora è arrivato il momento di inserire la lama 1 nella fessura A. Ma dal lato M. Successivamente si prende la lama 2 e la si inserisce nella fessura B, ma avendo particolare cura a tenerla per il punto G. Ora al mago non serve altro che appoggiare una mano sulla parte centrale della cassa e spingere verso destra, facendo vedere al pubblico che ora quella donna, contro ogni legge della fisica, è divisa in 3 parti. Dopo l'applauso spontaneo del pubblico, si ricompone il tutto. E ora il gran finale. Si toglie la lama A dal lato M dalla fessura 1, la si posiziona nel punto E. Successivamente si prende la lama 2 per il punto G, la si stende nella fessura B e la si posiziona esattamente nella regione H. Ora le porte si aprono. La donna, sempre sorridente, esce, il mago le porge la mano e insieme qualche passo in avanti per prendersi il meritato applauso del pubblico. Grazie, grazie di avermi seguito in questa mia ricostruzione. Guarda, cos'è? Bella la parrucca così. Ma cos'è? Chi è? Questo si chiama Spippetto. Ma perché siete qua che era il momento serio poi? No, ma loro hanno ascoltato tranquillamente. Infatti vedevo i bambini proprio così. Morti i bambini poi. Puoi dire come si chiama? Spippetto. Spippetto. Guarda, è un po' aggressivo, ma guarda, Spippetto, guarda, concetto. Guarda il pubblico che ti stanno guardando. Ok. Bravo, Spippetto. Bravo. Adesso lui al mio 3, guarda. Ti prendi in giro. Al mio 3, guarda. Al mio 3. Devi guardare loro, guardalo. È un po' aggressivo. Come il naso. Stai calmo un attimo. Allora adesso aspetta, un momento, calmati un attimo. Allora lui al 3, calmati un attimo. Ma così è troppo calmo. Adesso è calmo. Sì, un po' troppo. Adesso è calmo e lui farà vedere un numero bellissimo, Tino, guarda che bella. Fagli vedere il numero, quello che fai l'indiano. L'indiano? Fai l'indiano. Fai l'indiano un attimo. Sto preoccupando. No, ma sta scherzando, fai l'indiano. No, non sta scherzando, è pallido. No, è morto, no, aspetta. No, è bravo, esatto. Di solito in questo momento sì. Ventilalo un po', magari gli manca l'aria. Ah! Eccolo qua, eccolo qua. Ecco, Tino. Adesso lui può fare la cosa. Ancora. Sì, vabbè, troppo agitato stasera. Sì, infatti. Ma no, così. In questo modo lui è calmo. Lui ha imparato che in questo modo si... Ha imparato proprio a stare così lui. Non si fa. Fa un po' schifo anche così.
Oh, sei un po' spaventato, però guarda, c'è un modo per farlo stare tranquillo, guarda. Per esempio? Tino, al 3, tu... Si chiama Spippette, Ah, è vero. Sì. Spippetto, tu adesso al 3 ti addormenterai e uscirai dietro le quinte. Vai, pronto? 1, 2, 3. Si addormenta? Al 3 adesso lui si addormenta. Si fa scomparire addirittura. Mai visto questo esperimento? Ah, aspetta, vuole farti vedere quella cosa lì. Dai, fagli vedere a tutti l'indiano, dai. Ah, l'indiano sa fare, vero? Bravo a fare l'indiano. Non è male, non è male. Bravo, no? E adesso lui al 3, voi guarderete un attimo il pubblico al 3 lui sparisce. Noi Pronti? Sì, sì, guarda. Al 3 scompare. 2, 3. È sparito. Incredibile questa cosa. Bene, bene, È bene. sparito. Bene. Dai, direi che possiamo fare questa cosa. Ma scusa, ma adesso io vorrei dire una cosa. Tu ne fai tanto... Facciamone fare un gioco anche a lui. Facciamo fare un gioco a Tino. Vai, Tino, 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 Tino. No? Innovazione. Guarda cosa ti porto, guarda cosa ti porto. Guarda cosa ti porto, per esempio. Ti porto... Adesso facciamo così, io lascio questo qua. Sì. Adesso io e te usciamo un attimo. E io? Facciamo fare una cosa da Ale. Ah, io devo fare? Sì, così. Ah, faccio quella cosa... Sì, va sì, bene, sì. Va bene, va bene. Io e te usciamo e poi tu ci farai vedere a tutti una magia, va bene? Bravo, preparati dietro. Vai, vieni a prepararti, Tino. Che loro ti aspettano. Non correre che ti fai male. Poi cadi. Grazie. Bene signori, ora Michael ha fatto volare un tavolo. Io volevo farvi vedere qualcosa di magico. Farò un gioco classico del 1700 che i maghi chiamano il gioco della corda. Un applauso alla corda. Bene, questo è uno spettacolo live, signori, quindi non ci sono trucchi televisivi, non ci sono strutture, non ci sono specchi, fili, tutto live. Quante corde sono? Una. E ora magicamente il primo esperimento che farò sarà la moltiplicazione della corda. Da una corda, per magia, abracadabra, e sono già 2. Ma posso fare di meglio, perché da 2 corde, ancora, così dal nulla ne appare un'altra. E queste sono già 3 corde. È sempre buona cosa controllare gli oggetti del mago, perché il pubblico pensa non siano truccati. Quindi io direi, il signore qua può controllare con la maglietta rosa? Grazie mille, grazie per la fiducia. Sempre importante controllare gli oggetti. Comunque, li vedete da lì, sono 3 corde bianche, giusto? Sono 3 corde reali, ma soprattutto, come hanno detto i bambini, sono 3 corde della stessa lunghezza. No. Ma più o meno della stessa lunghezza. Vabbè, vi dimostro che non ho detto una bugia, perché se prendo la corda lunga la piego così, poi prendo la corda mediamente lunga, chiamiamola, la piego così, e poi prendo la corda leggermente più corta, la piego così. Ora basta un po' di forza e... 1, 2 e 3. Grazie. Questo in realtà togliamone già una, perché questo in realtà è il gioco della corda, quindi il gioco della corda si fa con una corda sola, non è impossibile farlo con 2, quindi basta appallottolarle così in mano, schioccare le dita e diventa una. Ora, guardate bene, queste si chiamano punte, capi, estremità, chiamatele come volete. Le prendo e le metto in tasca, in questo modo, in modo tale che le punte sono in tasca e il centro sta fuori. Ma se io prendo le punte, si vedono? E le porto fuori, sono le punte a stare fuori e il centro va in tasca. Grazie. Questo gioco è semplicissimo da fare perché in sostanza basta avere una corda che abbia un capo A da tenere sempre nella mano sinistra, un capo B da tenere nella mano destra e un centro esattamente nel mezzo. Oppure potete presentarlo dicendo un centro nel mezzo e poi fate vedere un capo A. No, scusate, un capo... Sono spariti i capi, scusate. No, vuole sempre... Scusate, succede...
L'esperimento inverso, guardate, prendo la corda, prendo il centro, lo metto in tasca questa volta e le punte fuori. Prima punta, andata. Seconda punta e le punte vanno in tasca. Ma queste in realtà basta fare così e tornano ad essere 2 corde. E adesso, per finire, faccio una cosa qui sul palco in piazza. So che diversi maghi mi scriveranno perché è una cosa che non si fa, ma io la faccio lo stesso perché voglio spiegarvi come fare qualcosa anche voi di magico. Prendete 2 corde, quindi vi spiegherò un trucco. Prendete 2 corde e potete dire ai vostri parenti, figli, cugini: sono un grande mago, da 2 corde le farò diventare una sola davanti ai tuoi occhi. Fate questo gesto tecnico e magico, che poi vi spiegherò nel dettaglio, e abracadabra, le corde che erano 2 ora sono 1. Ecco il nodo, qualcuno l'ha notato? Importante non fermare mai la corda perché qualcuno potrebbe notare che c'è il nodo. Se volete fare una cosa fatta bene, però potete prendere il nodo così, lo sfilate in questo modo, lo gettate via, così avete una corda solida intera. Bene signori, questo era una mia pezzo magico. Ora richiamerei sul palco i miei soci Michael e Tino. No, adesso c'è la parte pericolosa del gioco. Adesso, ok, sei solo tu? Arriva dopo. Si sta preparando. Arriva bambini. Ora chiudiamo così la nostra... Sì, chiudiamo la nostra performance. Ok? Con un numero che facciamo, però vi chiederei gentilmente di avere silenzio in piazza per questi 2-3 minuti di silenzio, perché, soprattutto bambini, silenzio perché il gioco richiede molta concentrazione, è un gioco molto particolare. E anche pericoloso questo. Anche pericoloso, quindi fatti 2 minuti di silenzio, ok? Vedete qui, io intanto faccio vedere che qui sul tavolo ci sono 4 sacchetti di carta. In uno di questi sacchetti andremo a mettere quel chiodo. Quel chiodo sarà inserito in uno dei 4 sacchetti, verranno mescolati e successivamente il mio socio numererà quei sacchetti. Per rendere il tutto più difficile, io intanto faccio questo. Lui sta inserendo il chiodo. Silenzio per favore perché abbiamo bisogno di concentrazione. Ok? I sacchetti vengono mescolati in modo tale che neanche voi dal pubblico che state guardando ora sappiate dove va il chiodo. Deve essere una cosa completamente casuale, completamente a random. Io numero, ok, adesso i numeri vanno messi dall'1 al 4. Si vedono i numeri dal pubblico? Aspetta che li metto. Ok, hai fatto Michael? Sì. Io non so più dove finisce il palco, se vedete che vado troppo avanti fatemi un cenno perché... Ok. Hai numerato? Sì, fatto. 4 sacchetti. Ora, guarda, io ho qua questo foglio di carta, ne strapperò un pezzo così, ok? Faccio una pallina, io la lancio tra voi. Chi prende questa pallina sarà la persona prescelta per fare questo esperimento. Lancia forte, che siamo lontani. Dovrà solamente alzarsi e tenere la pallina in mano. Pronti? Silenzio per favore, concentrazione. 1, 2, 3. Perfetto. Dov'è? Presa? 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 Sì. Sì. Adesso lei dovrà decidere un numero di questi 4. Da 1 a 4, quello che vuole. 3, segnala 3. 3, numero 3. Signori, il numero 3. Poteva scegliere l'1, il 2, il 4, ma ha scelto il 3. E ora Michael schiaccerà esattamente il sacchetto numero 3. Vai. Mi sembrava così il gioco, però... Sì, no. Siamo in 2, io vi bendo, tu schiacci, facciamo no, mi sembra così, però vabbè. Numero 3. Spostati un po' più a destra così vedono tutti come mi faccio male. Perfetto. Posso andare? Sì. Numero 3? Numero 3. Non c'era il chiodo. Mi sembra andata bene. Giusto? Ok.
Bene, e uno è andato, rimangono l'1, il 2 e il 4. Riprendo un altro pezzettino. Come sempre pallina. Siamo sicuri che vogliamo andare avanti? Già non abbiamo, fino adesso è andato bene. Eh sì, però facciamolo bene, Pallina. Sono qua davanti che non vedo niente. Sì, no, ma tu lancia forte così. Se no, se vuoi lasciare i bambini lancia un po' più. 1, 2, 3. Perfetto, chi l'ha preso? Preso? Silenzio, vai. Per favore, concentrazione. Numero 1, 2, 4. 4. Scuro? 4. 4, no? Vieni qua. Qua. Segui me. Ho paura. Segui me. Okay. 4 è questo qua, questo è il 4. Questo è il 4? Sì. Ok, concentrazione. 1, 2 e 3. Vai Michael, 4. Facciamo una cosa non è che mi sta piacendo molto questa tua nuova versione. Eh sì, ma non mi posso bendare io, schiacciare io. Vai, 4 adesso. Vabbè, bella questa cosa della 4, vai. 4. Vai. 1. No, non è che se conti tu fai la suspense, sei qua bendato non fai niente. 4. Non c'era il chiodo, Bene. E adesso rimangono l'1 e il 2. 1 e 2, sì. 1 e 2. Mi riporti davanti? Mettiti qua, così. Sì, ma se ti guido non deve perché. Qua. Mi fido, ok. Ultima pallina, ultima persona selezionata. Guarda, lancio io, lo lancio anche col piede. Così sembra proprio che non siamo d'accordo con nessuno. Vai. Guarda che stile, alla Tevez. Vai. Sa! Non l'ho visto, ma sarà stato bellissimo. Sì, è arrivato quasi a lì. Quasi lì. Sì, una bimba che sarà tutto nelle sue mani il destino. Ok, perfetto. 1 o 2? 2. 2. Sei sicura 2? Ah, 2. 2. Dov'è la bambina? 2. Lo eliminiamo o lo schiacciamo? Lo schiacciamo? No, ha detto. Il 2 no. Il 2 no. 2 no, lo schiacciamo o lo eliminiamo? Lo schiacciamo proprio il 2, bene, molto bene. Okay. Allora Tino, vieni dentro a fare il gioco con noi. Dai, che ti chiamano. Vieni qua, ti facciamo fare una cosa bellissima. Guarda, due sacchetti. La bimba suggerisce che devi schiacciare il 2. Due sacchetti. Tu devi solo schiacciarlo, fidati. Tu devi solo fare così, guarda, con la tua manina. Tic, tanto c'è dentro aria. Vai. Ah, così. Il gioco è che fa lo scoppio. Tranquillo, Tino, vai. Tu schiaccia tranquillo questo qua. Vai, Tino. No. Ha detto 2. No. Stanno dicendo sotto il tavolo c'è un chiodo. No, ma è sotto, perché l'abbiamo trovato prima. Vai. No, tranquillo, schiaccia bene, fai puff. Se riesci a farlo scoppiare. Non ti fidare di loro. Guarda, cos'è che fa con l'unghia? Aspetta, cos'è che ha fatto con l'unghia? Il 2. Non c'è niente, guarda qua. Non c'era nel 2, non c'era nel 3, non c'era nel 4, che sono i numeri che avete selezionato voi. C'è? Totalmente random. Nell'1 era il sacchetto contenente il chiodo. Grazie. Bravo Tino, sei stato coraggiosissimo. Sì. Bene, grazie. Abbiamo salvato anche Tino. Noi adesso continuiamo ancora con... Contiamo con la presentazione. L'avete viste poco prima di noi. Adesso tornano su questo palco. Vi racconto una cosa della loro vita. Si sono conosciute, pensate, nel 2009. Si sono conosciute così, scherzando, suonando e cantando, diciamo tra virgolette per gioco. Ora tornano su questo palco Natalia Carpenco, Francesca Parrotta, Leunio! Con questa musica anni 50 che ci accompagna, i nostri anni 50, gli anni 50 dell'Italia, attraverso due mitici cantanti. Uno si chiamava Nicola Arigliano, di cui abbiamo già fatto un brano, era Carina di prima, e ora ne faremo un'altra, I Sing Amore, e dopo vi presenterò anche l'altra, e sicuramente avrò bisogno di voi e del vostro ritmo con le mani. Per ora I Sing Amore! I sing amore per dirti darling I love you. Sto inguaiato, ti amo very much, però purtroppo non lo so dire. Do you capire? My love to dare solo un kiss. Io pregare, tu credermi perché
così with me. La 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 la. Suono con lo stemma red, una cupolilla quale si è alzata, passa scampagnana per Toledo, con mano a papete fa guardare. Tu papà l'americano, americano, americano, sentami che tu papà. Whiskey sopra, una casetta di stumare. Tu avvalli un rock and roll, tu giochi a baseball, ma i soldi per me, chi devi dare la posetta di me? Tu papà l'americano, americano, americano, ma se non venite lì, siete me non c'è sta niente, ok, la pure, tu papà l'americano, tu papà l'americano. Ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma i soldi per me, chi devi dà la borsetta di me? Ma tutto va l'americano, americano, americano, ma se nate in Italia, siete lì, non c'è sta niente, ok, la pure, tutto va l'americano, tutto va l'americano. Va bene, c'è zucchero, c'è sale.